Un'intera comunità sotto shock per la morte terribile di Romano Martini, l'86enne di Rossano Veneto, finito sul treno Venezia-Padova mentre stava rincasando. La tragedia al passaggio a livello di via Campania, Ramon Loria, proprio al confine con il comune dove l'anziano risiedeva. Giovedì pomeriggio, forse per guadagnare qualche minuto, Martini ha deciso di passare con la sua bici sotto alle sbarre che si erano appena abbassate. Da alcune testimonianze si sarebbe attardato sui binari nello stesso momento in cui il treno stava arrivando. Inutile il tentativo disperato del conducente di frenare. L'86enne è stato spazzato via dal convoglio, trascinato per alcuni metri. L'identificazione del corpo solo dopo ore in quanto non aveva con sé documenti, una vicenda che ha sconvolto anche la sindaca di Rossano Veneto, Morena Martini, che ben conosceva l'anziano e la sua famiglia. La moglie di Romano è una persona molto conosciuta all'interno della parrocchia dove presta opere di carità ed aiuto tutte le settimane e anche il figlio Fabio è conosciuto nella comunità per l'impegno che ha profuso nel creare per esempio l'orto sinergico. Romano era una persona che vedevamo spesso in bicicletta girare per la nostra Rossano. Colpisce il modo tremendo eh, che ha determinato la mancanza del signor Martini. Siamo vicini alla famiglia in questo momento di grandissimo dolore e siamo vicini anche, è il caso di dirlo, al capotreno, al macchinista, perché sono tragedie che segnano inevitabilmente la vita di due famiglie.